Benvenuti su Fare Impresa On Air. Oggi parliamo di EBAV, Ente Bilaterale Artigianato Veneto. Lo sapevi che grazie ad EBAV puoi richiedere rimborsi e contributi per la tua azienda? Scopriamolo con l'aiuto della nostra esperta Monica Gallo dell'area lavoro di Confartigianato Imprese Vicenza. Partiamo dalle basi. Che cos'è EBAV? EBAV è l'ente bilaterale dell'Artigianato Veneto, nato nel 1989 su iniziativa delle associazioni artigiane del Veneto, quindi Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, e i sindacati del Veneto, CGIL, CIS e UIL. Qual è lo scopo di EBAV? Lo scopo di EBAV fondamentalmente è promuovere lo sviluppo e il consolidamento delle imprese e di tutto l'ambito del lavoro artigiano, erogando servizi dedicati alle aziende artigiane e ai loro dipendenti. Chi può aderire? Le aziende aderenti sono le imprese artigiane con dipendenti e quelle non artigiane, che però applicano specifici accordi o contratti siglati dalle organizzazioni artigiane. Qualsiasi variazione intervenga all'interno di un'impresa aderente ad EBAV, ad esempio cessazione dell'attività, trasformazione, cessione d'azienda, affitto o ramo d'azienda, fusioni, passaggio di settore, deve essere comunicata ad EBAV tramite l'invio da parte dell'azienda di un modulo di autocertificazione che l'azienda può trovare all'interno del sito EBAV. Questo al fine di garantire all'ente un quadro sempre aggiornato della situazione aziendale. Come avviene l'adesione ad EBAV? L'adesione e l'iscrizione ai lavoratori ad EBAV è automatica con l'invio della prima denuncia mensile B01 e il versamento della quota prevista tramite modello F24. Ovviamente solo l'impresa che risulti regolarmente versante le quote EBAV ha diritto ad accedere ai servizi proposti dall'ente. In questa maniera EBAV funziona praticamente come una cassa che viene alimentata dai contributi di imprenditori e lavoratori. A quali servizi possono accedere le aziende? Innanzitutto i servizi di EBAV si suddividono in servizi di primo e di secondo livello. Consultando il catalogo presente all'interno del sito www.ebav.it, i servizi che non riportano nei requisiti di categoria presenti all'interno della scheda descrittiva alcuna categoria sono definiti di primo livello e tutte le imprese versanti possono quindi accedervi. I servizi invece di secondo livello sono quelli che riportano all'interno della scheda descrittiva l'elenco specifico delle categorie che possono richiedere il servizio. E le aziende a quali servizi possono accedere? Nella maggioranza dei casi si può dire che i servizi di EBAV si traducono in un rimborso a fronte di spese sostenute dall'azienda. Esistono però anche dei servizi che sono legati ad eventi specifici che si verificano ad esempio all'interno della famiglia, come nel caso delle borse di studio per i figli studenti. Le tematiche verso cui EBAV destina le proprie risorse economiche sono 6. Ogni tematica si sviluppa poi a sua volta in vari ambiti di servizio per cui le aziende artigiane possono richiedere contributi. Vediamole un attimo in successione queste tematiche. Allora abbiamo lavoro e occupazione innanzitutto che prevede una serie di contributi, ad esempio per la conferma a tempo indeterminato di ex apprendisti già alle dipendenze dell'azienda, contributi per eventuali assunzioni disabili, contributi a seguito delle attivazioni particolari, tipologie di stage, contributi a seguito del rientro al lavoro del dipendente post maternità, oppure contributi a sostegno dell'attivazione della mobilità di lavoro, quindi il cosiddetto lavoro agile. Abbiamo poi l'ambito inerente al sostegno alle famiglie, dove troviamo contributi per borse di studio per i figli studenti di titolari o soci dell'azienda, contributi per spese sanitarie non previste dal Servizio Sanitario Nazionale riguardanti il titolare, il socio, i figli minori a suo carico, il coniuge oppure il convivente o l'altro componente della coppia dello stesso sesso unito civilmente. Abbiamo poi l'ambito che riguarda la tematica dell'ambiente e della sicurezza, e qui troviamo contributi relativi ad attività di promozione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi contributi per corsi antincendio, primo soccorso, uso di defibrillatori, contributi per accertamenti sanitari effettuati per i dipendenti e interessante è anche il servizio che riguarda dei contributi previsti in caso di calamità naturali che hanno coinvolto l'azienda.
Abbiamo poi la parte inerente alla tematica degli investimenti dello sviluppo, dove qui quindi abbiamo una serie di contributi a seguito di spese per investimenti oppure eventuali finanziamenti, contributi per spese legate alla digitalizzazione, alla certificazione di processi, sistemi, prodotti legati alla qualità, contributi per spese sostenute a seguito di innovazione dei processi, dei prodotti oppure a seguito dell'effettuazione di procedure di controllo sul prodotto stesso. Abbiamo quindi poi l'area dedicata alla formazione, dove troviamo contributi ad esempio per il trasporto merci legati a spese per il rinnovo della patente CQC dei titolari soci o collaboratori familiari, e poi all'interno della formazione troviamo tutta una serie di contributi legati a corsi di formazione professionale, tecnica o in materia di sicurezza effettuati dal nostro ente formatore, ossia il CESAR, e che vengono poi gestiti direttamente dall'ente stesso. Infine abbiamo una parte inerente alla tematica della promozione, dove troviamo una serie di contributi legati a spese per la partecipazione a fiere, ricerche di mercato, iniziative di promozione commerciale, azioni tese a promuovere il lavoro, il prodotto, il servizio della categoria, e tutta questa parte è seguita direttamente dalle nostre categorie. Come si presenta la domanda di contributo? Lo sportello EBAV di Confartigianato offre consulenza e assistenza alle imprese sui vari servizi che vengono proposti dall'ente. La domanda di conseguenza può essere presentata dall'azienda tramite il nostro sportello, consegnando allo stesso la domanda firmata in formato cartaceo completa degli allegati richiesti, oppure può altresì essere inviata la domanda al nostro sportello tramite mail all'indirizzo ebav@confartigianatovicenza.it. Per eventuali informazioni sui servizi EBAV è possibile inoltre consultare il catalogo online, dove sono presenti tutte le schede servizio con le specifiche e i requisiti richiesti e i moduli da scaricare per fare la richiesta di contributo. Precisiamo che al momento le schede presenti all'interno del sito di EBAV si riferiscono ancora a servizi di competenza dell'anno 2021, per i quali la domanda in questo momento risulta scaduta. Dobbiamo infatti, come ogni anno, attendere verso la fine dell'anno l'attivazione dei servizi inerenti al nuovo anno di competenza 2022, per i quali le domande di contributo da parte delle imprese potranno essere presentate poi a partire dal 2023. Sottolineiamo che per quanto riguarda i dipendenti, la gestione delle loro pratiche invece è a carico degli sportelli EBAV delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, CGIL, CISL e UIL, presso le quali i dipendenti potranno rivolgersi senza alcun costo aggiuntivo. Grazie a Monica Gallo dell'area lavoro di Confartigianato Imprese Vicenza per aver spiegato le opportunità dell'adesione ad EBAV. Per maggiori informazioni e richieste visita il sito confartigianatovicenza.it nella sezione bilateralità o scrive alla mail ebav@confartigianatovicenza.it. Grazie per il tuo ascolto e ci sentiamo in una prossima puntata.